Non abbassare la tensione sulle morti sul lavoro, lavoratori e lavoratrici, spesso giovanissimi, come ci indicano le cronache recenti. Per questo i sindacati dei metalmeccanici hanno manifestato a 3 anni dalla tragedia del 13 maggio 2018, in cui nello stabilimento padovano delle acciaierie venete per un incidente persero la vita 2 operai e altre 2 furono coinvolti con gravi conseguenze. Noi oggi stiamo manifestando per richiamare le istituzioni al fatto che parlare di numeri quando si parla di morti non c'è una percentuale buona o cattiva, non c'è un miglioramento o un peggioramento, perché la vera percentuale dovrebbe essere 0 morti. Doppio presidio nei posti simbolo, sotto la sede dell'INAIL, ente preposto a prevenzione e tutela sui luoghi di lavoro, e sotto la facoltà di ingegneria, luogo d'origine dei processi produttivi che a cascata portano effetti e benefici sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. È dalla scuola che deve partire la cultura della formazione e della sicurezza, è da lì, perché noi siamo uno dei pochi paesi che non insegniamo né il diritto del lavoro né la sicurezza sul lavoro dentro le scuole. Un richiamo alla tutela che passa anche attraverso la stabilizzazione dei precari, in un periodo in cui la fame produttiva in vista della ripresa incide. Molte fabbriche pensano di recuperare tutto quello che si è perso nei mesi precedenti, dall'oggi al domani. C'è un incremento importantissimo dei lavoratori precari, della precarizzazione all'interno dei luoghi di lavoro, per cui le condizioni di ricatto. Assolutamente dobbiamo cambiare questo sistema.